La vicenda che ha avuto come protagonista un anziano abitante di Naro, vittima di una rapina, aveva suscitato sgomento e rabbia tra la popolazione. Sapere che l'uomo di 86 anni era stato colpito dai malviventi con dei pugni in faccia aveva portato i cittadini di Naro a chiedere una pena adeguata per i responsabili. Ed è grazie ai carabinieri che gli autori dell'odioso crimine consumato lo scorso 14 aprile, che ha fruttato appena 125 euro, sono stati identificati ed arrestati con l'accusa di rapina aggravata e lesioni personali aggravate. L'anziano aveva riportato delle fratture al volto con una prognosi di 22 giorni. Ad arrivare alla identificazione dei responsabili riconosciuti dalla vittima sono stati i carabinieri della compagnia di Licata e quelli della stazione di Naro che hanno raccolto alcune testimonianze. Da qui l'invito a collaborare con le forze dell'ordine anche in maniera anonima. Gli arrestati sono due giovani, uno addirittura minorenne, entrambi di Naro. Per il più grande, Calogero Troisi, di 22 anni, sono scattati gli arresti domiciliari. I dettagli che hanno portato agli arresti sono stati resi noti questa mattina al comando provinciale dell'Arma di Agrigento. Si è trattato di un odioso episodio avvenuto ai danni di un anziano 86enne. Quando si parla di anziano di solito si pensa ad una truffa, in questo caso c'è stata una vera e propria rapina con un violento pugno al volto che ha cagionato 22 giorni di prognosi a questa anziana vittima. Le immediate indagini fatte dai carabinieri della stazione di Naro, della compagnia di Licata, hanno consentito in brevissimo tempo di arrivare ai responsabili. In questo caso prezioso è stato anche una sorta di controllo di vicinato, dei piccolissimi elementi ci sono stati forniti sia al 112, anche sentendo residenti più o meno vicini all'abitazione dell'anziano, ci hanno consentito di restringere il cerchio a dei giovani del paese. L'auspicio è che questa collaborazione ci sia non solo nella fase repressiva, ma anche nella fase preventiva, perché molto spesso poter arrivare a degli elementi di valutazione sulla base di una persona sospetta che si aggira in una zona rurale oppure sotto casa ci può consentire di identificare il soggetto oppure anche di cogliere in flagranza sia nel caso di commissioni di reati di questa gravità o di reati simili. La provincia di Agrigento, comandante, sembrava immune da questi fatti, ma c'è il vostro impegno per averla vinta sui delinquenti? La provincia di Agrigento purtroppo non è immune da simili episodi, l'importante è che ci sia una risposta concreta e immediata, che arrivino dei risultati e che ci sia anche la collaborazione della collettività.